In the morning, I wake up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening, I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Time is no resident. Italia, il mio regalo di compleanno. Siamo in un campeggio, qua a Cavallino, perché domani purtroppo la gastroscopia. Living life a rougher, but still shine upon it tougher. I know you're living large if you're cover. Now cut down and bluffer, talking down about the suffer. I'ma take it down, suckers, cause the time's no residential. The upgraded 막지 말은 않은 뚫린 대로 살아 since my birth, man. Come check my game, fam, and do the right thing. And live the right way, the right way, the right way. Word. Hey. In the morning, I wake up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening, I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Time is no resident, my friend. Oh, time is no resident. Ah, che abbiamo il braccialetto, abbiamo fatto un festone grande, il braccialetto delle discoteche dei non più teenager. Ieri avevamo quello arancione perché io ti ho portato alle piscine e oggi quello blu perché tu mi hai portato qui. Io ho dovuto fare l'accompagnatrice, a badante, a fidanzata. Sono multitasking. No, però Italia, aspetta un attimo. Ho fatto un book pornografico estremo, cioè scene di nudo che nudo spostati proprio. Dov'è che avete fatto porno? Nella busta? Sì, attento che si vedono subito. Un po' di sacco. E dopo di che non so bevo dentro, Andiamo altre? Vabbè, la colazione la fai te, io ho la gola tutta chiusa per l'anestetico. Vabbè, tanto il mio unico pensiero è oggi arriva il MacBook e lo rilascio il codice. Oggi arriva il MacBook. Cioè non potete capire quanto sia contenta anch'io che arriva questo MacBook perché non sopporto più. È 10 giorni che rompi questo computer. È il mio pizzo di lavoro, soffriamo qui i lavori. Dopo si accumulano. Ti devi esiliare per giocare col giocattolo nuovo? No, perché sabato e domenica andiamo in montagna con gli altri. Ah, che peccato. Che non puoi giocare tutto il giorno. E basta, stiamo là, ci grattiamo le palline. E basta. Se vuoi portarti anche quelle che ci sono a casa da tennis? No, in bagno credo di no, visto che in piscina ieri non ci sono entrato, quindi... Sì che sei entrato, solo quelle per anziani, sì. Che fai massaggi? Per i bambini, esatto. Italia. Non lo so. Non ho fatto neanche l'aggiornamento per l'Italia. Allora, primo... Coda. Sì. Una coda della miseria come sempre e manca parecchio a Jesolo. Secondo, sono andato a farmi sta famosa gastroscopia, mamma mia, anche là come la storia dei denti del giudizio. Non mettetemi ansia, cazzo, che è stato più dolorosa l'ansia che ho avuto che la gastroscopia. La gastroscopia è una cazzata, porca miseria. Dà un po' magari fastidio all'inizio, ma sono stati bravi, c'è l'anestesia in gola, là, vai tranquillo, è una cazzata, dura poco. E vabbè, è fatta. Non ho niente, almeno di robe gravi, intendiamoci, non ho assolutamente niente di niente. Ho fatto anche le lastre, tutto quanto, 0 di 0. Sì, sono infiammato, ok, questo già si sapeva, c'era da capire il perché sono infiammato e questo è stato anche il motivo della gastroscopia, perché vediamo se che bello che è diventato un canale medico. Sei anziano, ti stai anzianizzando? Sì, parlavamo di fatti della mia nuova anzianitudine, che ho deciso di adottare un nuovo, non slogan, ma un nuovo termine da utilizzare nel canale, che è anche non poco tipico veneto,
che è caro dal Signore, che lo dice sempre anche a mia nonna, no? Cioè quando uno fa una cosa bella o magari insomma Poretto fa un sacrificio, no? Eccetera, e io dico caro dal Signore. Magari in zone più sul trevigiano si dice poro, ceo, ognuno ha la sua versione, però nella mia zona qua così si dice caro dal Signore. Quindi adesso che ho perso il filo, ma anche questo... Ti stai anzianizzando, sì. Stai facendo le cose da anziano, sì. tour per ospedali, case di cure, sì. Forse i cantieri sono in pausa o li hai già finiti tutti quanti? Sì, no, quando vado in giro in skate, cioè, anche per il discorso cervicali, le mani dietro, okay. sì. E tra un po' faremo anche il tour alle case di riposo? Sì, no, ma vedi che ho perso il filo, che è una roba tipica, sì, è una roba tipica, però cosa devo dire? Stavi dicendo che stai facendo il tour? Vabbè, che non volevo fare un canale medico, però insomma siccome sono cose anche da quel che sento in giro dopo i 30 molto comuni alla gente, tantissima gente ha ste robe, quindi le piccole gastriti o quel famoso reflusso gastroesofageo eccetera eccetera, no? E vabbè, ti dirò col tempo cosa devi fare per non averlo. Alla fine tutto si basa sull'alimentazione e purtroppo cosa al pari livello il fumo. È quello dietro che spolvera il cruscotto intanto che è in coda. Spolvera il cruscotto? Sei quello dietro? Un automobilista igienico? Ma... Le scarpe stai pescando? Sto pescando le tue scarpe da cougar. No. Io ho messo anche l'abito nero oggi. Sì, infatti l'Alessia aveva già detto, ma se proprio serve intanto mi preparo già da vedova. Vabbè dai. Però aspetta, premettendo che questo video uscirà il giorno di San Cacchio. Oggi è tipo il 9 luglio, domani è il mio compleanno, il 10 luglio. Grazie a tutti. E appunto il mio primo regalo, che è la gastroscopia, è arrivato, e il secondo dovrebbe arrivare nel pomeriggio, che è il MacBook Pro. Non so se l'avevo detto nel gruppo, sì, su YouTube non credo di averlo detto. Io sono assolutamente contrario ai Macintosh, lo prendo solo esclusivamente per lavoro. Ho visto come funzionano, soprattutto ho visto questo MacBook Pro 16 come funziona, tutto un altro mondo ragazzo, per quei 4 programmi in croce che io devo utilizzare, che sono decisamente più ottimizzati per Mac, e soprattutto per il discorso video. Io con Premiere veramente mi demoralizzava, si piantava sempre, lentissimo. L'unica cosa che con le ultime versioni era ultra veloce era la fase di esportazione, cioè un super video in 4K eccetera, 2 minuti era esportato, capito? Ma a me che me ne frega, cioè se il computer deve esportare io prendo e vado a farmi un giro in bici, capito? È mentre lavoro la cosa importante, e lì no, non ce la si faceva più, tra l'altro con un computer anche molto potente. Ho visto come girano, a parte Premiere, ma soprattutto, perché quello è il punto, Final Cut Pro, che è il programma di Apple ottimizzato per il Mac, 1000:1 ragazzi, cioè 1000:1. Ho visto video pesanti in 8K, pieni di effetti, editarli in tempo reale senza nessun proxy sul portatile che devo prendere. E io 8K non li lavoro, utilizzo i 4K al massimo, quindi puoi immaginare come sarà una goduria. Va bene, dai, non voglio tediarti con le cose del tenale di là, delle cose informatiche, e basta, ci riaggiorneremo. Non ho più fatto video perché tanto non ho ancora il canale. Le ragazze di YouTube sono anche molto carine, perché non nel senso che sono toppe, ma nel senso che proprio ti scrivono loro, ti dicono: oh Yuri, mi raccomando, non preoccuparti, che anche se ti sembra che non sta andando avanti niente, che è tutto bloccato, in realtà no, i tecnici ci stanno lavorando, in ogni caso il canale è tuo e ti verrà ridato con gli stessi video che avevi, ok? Quindi senza i video dei TG americani eccetera, e con i tuoi video che ti avevano cancellato, perché mi hanno cancellato tanti video, e soprattutto anche quelli storici, che ripeto, certi ci si teneva, perché anche a livello affettivo, anche per i miei amici, cioè il fatto che siamo andati al canile a prendere la Zoe, adesso è stata appena presa da poco, ma fra 10 anni, cioè quel video è importante, capisci? E hanno cancellato anche quello, cioè,
ragazzi, io non so neanche se gliel'ho fatto sto discorso agli hacker, però per evitare ste robe, adesso per carità il mio inglese non sarà senz'altro ottimo, come di sicuro non sarà ottimo il vostro italiano, cari hacker americani erano estoni, poi dell'Estonia. Trombate, perché se voi trombate avete meno tempo per fare ste robe, ma soprattutto meno predisposizione mentale per rompere il cazzo al prossimo. Vedrete che la vostra vita cambia radicalmente, quindi il consiglio che io veramente do sempre a tutti, a quei pochi hackers che ho, agli haters, vedi, anche finiscono tutti haters, adesso è la stessa famiglia probabilmente, no? Trombate, risolvete tutti i problemi e non rompete il cazzo al prossimo, veramente. Ascolta Singano, Singano. Italia, una cosa interessante ti voglio far fare prima di chiudere questo video, oppure un altro, lo apro, i soliti casini che combina Singano, ok? Ti voglio far provare la simulazione, non so se in 3D o no, casomai prendi gli occhialetti, quelli che trovi sulle patatine, quelli con la lente rossa e blu e vedi che succede, tu sai che quando si parla sempre a Jesolo si parla della coda in entrata, no? E io ti voglio far vivere questo momento. Ecco, siamo più o meno all'ora, quindi non è che vabbè adesso no, ma vedi ogni volta come quando vado in montagna e dico che bello, sui fiori eccetera, e sparisci i fiori, anche qua tra poco si inchiodano di nuovo. Si inchiodano di nuovo, sì, speriamo. Ci sono anche 2 tartarughe, no, anche le 2 roulotte davanti. Ma sì, perché devo fargli vedere, devo far sperimentare all'Italia, cioè è un esperimento scientifico ma proprio a livello anche di simulazione, è interessante, no? Comunque qua siamo più o meno all'altezza di Caposile, l'avremmo passato da quanto? 3 km, 2? Sì, siamo tra Caposile e la rotonda. Cambia molto Italia, perché come tu sai adesso c'è tutta questa paura per il coronavirus, giustificata o ingiustificata che sia, in ogni caso c'è. Ti posso dire che in certe giornate sia le spiagge che le strade e i negozi sono decisamente vuoti rispetto agli anni scorsi, gli anni precedenti. Altre giornate invece in cui io non capisco, proprio non ci passo neanche con lo skate e la bici e niente, devo fare strade alternative. Non capisco queste differenze. Comunque no, Ale, no. Siamo a un bivio. Vabbè, ma qua erano già fermi, Ale. No, siamo a un bivio appunto. Teniamo a sinistra o andiamo a destra? Aspetta, scusa, ma questo è il campanile di... Sì, è solo paese, tu e la geografia. Allora, no, bivio, che cazzo di simulazione paese, vi ho fatto? No, a sinistra c'è coda, destra paese libera. Cosa facciamo la coda per fargliela provare? Sto cazzo, Italia è il simulatore che ti provi in sala giochi, dai, ciao. Eccolo. Oh, baby, understand me. Oh, crazy. All of you, baby. You understand, please for me. I love you like Fontina del Mondo. Vai, sigari! Crazy, baby.